In lingua napoletana il lavoro è a fatica. Vado al lavoro diventa sto a faticà, vaga a faticà. Sì, mentre in lingua italiana esistono due termini diversi, lavoro e fatica. Quando il lavoro diventa gravoso diventa fatica. Invece in napoletano esiste un unico termine, a fatica. In napoletano il lavoro è sempre una fatica, una faticata, e questo alimenta spesso i commenti sarcastici di quelli del nord, che dicono che noi poi abbiamo una atavica opposizione al lavoro, che abbiamo considerato il lavoro sempre una fatica immane. Anzi, noi faticammo a faticare, come dice Pietra Montecorvino nella canzone Sud, Simbolo Sud, noi faticammo a faticare, se la fatica fosse buona, la faceste le private, dicono i napoletani a sarcastico commento nei confronti degli ecclesiastici, che ne so, per di più per noi la fatica è anche iniqua, si dice chi fatica magna, chi non fatica magna e vive. Chi frava che sfrava che non perde mai tempo, l'importante è faticare, lavorare. Da un punto di vista linguistico la parola fatica ha vari significati. In primis la fatica è il lavoro, il mestiere, quello compiuto da ognuno di noi, anche se a volte non comporta una vera fatica fisica. Io per esempio faccio lo scrittore e faccio il chiacchierone davanti alla telecamera e quindi non è che faccio un lavoro particolarmente gravoso, ma ugualmente dico vaga a faticare. In effetti qui valichiamo nella filosofia, perché quando ti piace un lavoro, lo sappiamo benissimo, alla fine non è mai fatica, non è mai lavoro. Anzi, dato che io adoro fare il chiacchierone, posso dire che io la mattina e la sera non faccio un beniamato cazzo. In secondo luogo, la parola fatica è anche la fatica fisica, l'impegno forte, l'impegno serio, è stata una faticata. Ci ha fatto uno sfratte casa, che ne so, chi le si è accise fatica, quindi addirittura stava morendo per la fatica. Stai tirando un sciavachiel. La fatica più improba in generale era tirare un sciavachiel. Lo sciavachiel era quella rete semicircolare che si tirava direttamente dalla spiaggia. In italiano era sciabbica. Dato che è una rete da fondo, una rete a strascico col sacco, tirare un sciavachiel era durissimo, ci volevano tante persone in spiaggia da un lato e dall'altro e alcune anche direttamente in acqua. E ancora oggi quando qualcuno pare fare una fatica improba pure per spostare una foglia, una scrivania nata, il napoletano dice maronna mia, pare che stai tirando un sciavachiel. Poi in un terzo significato la fatica è anche il luogo di lavoro. Cioè prima in coppa fatica, va in coppa fatica, è proprio il luogo, proprio fisico. Un uomo che lavora senza stancarsi mai è una ciucce fatica, è uno smazzamento, una faticaccia terribile, che ne so, la fatica ai pullicenelli invece è quella di comandare e la fatica di fare l'arte del sole è quella insomma di godere della vita fondamentalmente. A volte capita che uno fatica e sapete chi si lamenta, l'altro quello che non fa niente, e il napoletano è a gallina fa l'uovo e uguale ci brucia mazza. La carne fa sangue e la fatica fa il tao sangue. Eh sì, la carne robustisce mentre la fatica, come devo dire, debilita il fisico. E allora aveva ragione Edoardo De Filippo quando in un film che era A che servono questi quattrini, Edoardo De Filippo diceva sempre che innanzitutto il lavoro fa male. Tant'è vero, quando un medico visita un ammalato, la prima cosa che gli prescrive dice riposo assoluto. Avete mai sentito un medico che prescrive lavoro, fatica assoluta? E no, e allora è vero, il lavoro evidentemente fa male.